Daydreamer anticipazioni puntate dal 27 al 31 luglio. Sanem sarà decisa a confessare tutta la verità a Jeanne. Lunedì 27 luglio. In questa puntata Osman riscuoterà grande successo come attore modello. Gli sguardi sono puntati su di lui e Leila inizierà a fargli gli occhi dolci. Anche Guliz inizierà a guardare Osman con occhi diversi e Leila si accorgerà che la collega si è invaghita del suo amico d'infanzia. Su set intanto continueranno i continui scontri tra Deren e Elin, pertanto si creerà ancora una volta un clima per niente armonioso e quindi per via della rivalità tra le due donne si respirerà un'aria abbastanza pesante. Martedì 28 luglio. In questa puntata Sanem si sentirà sempre più in colpa nei confronti di Jeanne. Sanem, vittima dello sporco gioco di Emirè, non riuscendo più a tenersi questo peso dentro, sarà decisa a confessare tutta la verità. Pertanto tenterà di convincere Emirè chiedendogli di recarsi insieme da Jeanne per rivelargli quanto successo. Ma Emirè, conoscendo benissimo il fratello, è certo che se Jeanne scoprisse tutta la verità non li perdonerebbe per niente al mondo e quindi non sarà intenzionato ad assecondare Sanem. Mercoledì 29 luglio. In questa puntata Jeanne e Sanem passeranno parecchio tempo insieme, in quanto impegnati in un nuovo progetto lavorativo. Jeanne e Sanem pertanto cercheranno di elaborare e portare a termine il nuovo lavoro, che consisterà in una sceneggiatura scritta da utenti del web. Ovviamente in questo frattempo non mancheranno i teneri e dolci momenti e i punzecchiamenti seguiti da piccoli scontri. Giovedì 30 luglio. In questa puntata in agenzia verrà selezionata una sceneggiatura dal web per lo spot pubblicitario per cui l'intera squadra sta lavorando. La sceneggiatura che colpisce è quella scritta da una persona che si è firmata con il pseudonome di Daydreamer. Tutti in azienda saranno entusiasti della selezione, ma ciò che non sanno è che dietro quel nome c'è Sanem. La sceneggiatura è stata proprio scritta dalla ragazza che non ha intenzione di svelare la sua identità. Venerdì 31 luglio. In questa puntata Muzaffer si mostrerà geloso del successo di Osman e si convincerà di poter anche lui riuscire ad intraprendere una carriera di successo come attore, ma qualcosa non andrà secondo i suoi piani. Jeanne e Sanem invece saranno impegnate a cercare il luogo adatto per le riprese dello spot pubblicitario riguardante la sceneggiatura di Sanem, ma anche per i due ragazzi qualcosa non andrà per il verso giusto. Sanem e Jeanne avranno ancora una volta un duro scontro che dolorosamente turberà entrambi. Leila intanto si mostrerà gelosa di Osman per via di Guliz che si è invaghita del ragazzo. Adesso non ci resta che guardare gli episodi. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!